Che sono gli altri? Stanno arrivando. Come state, ragazzi? Mangiato troppo? Aprite le vostre Bibbie nel Salmo di numero 39. E vorrei chiedervi di alzarsi per leggere la parola di Dio. Mettetevi in piedi. Io dicevo, vigilerò sulla mia condotta per non peccare con le mie parole. Metterò un freno alla mia bocca finché l'empio mi starà davanti. Come un muto sono stato in silenzio, ho taciuto senza averne bene, anzi il mio dolore se n'è spirito. Il mio cuore ardeva dentro di me, mentre meditavo un fuoco si è acceso. Allora la mia lingua ha parlato. Oh Signore, fammi conoscere la mia fine e quale sia la misura dei miei giorni. Fa che io sappia quanto sono fragile. Ecco, tu hai ridotto la mia esistenza alla lunghezza di qualche palmo. La mia durata è come nulla davanti a te. Certo, ogni uomo, benché saldo in piedi, non è che vanità. Certo, l'uomo va e viene come un'ombra. Certo, si affanna per quel che è vanità. Egli accumula ricchezza senza saperne chi le raccoglierà. E ora, oh Signore, che aspetto? La mia speranza è in te. Liberami da tutti i miei peccati, non abbandonarmi agli scherni dello stolto. Sto in silenzio, non aprirò bocca, perché sei tu che hai agito. Allontana da me il tuo flagello. Io mi consumo sotto i colpi della tua mano. Castigando la sua iniquità, tu correggi l'uomo, distruggi come un tarlo quelli che ha di più caro. Certo, ogni uomo non è che vanità. Oh Signore, ascolta la mia preghiera, porgi orecchio al mio grido. Non essere insensibile alle mie lacrime, poiché io sono un straniero davanti a te, un pellegrino come tutti i miei padri. Distogli il tuo sguardo perché io respiri, prima di andarmene e scomparire. Davide ha scritto questo salmo riconoscendo il quanto è fragile l'uomo, il quanto è piccolo davanti al nostro Dio. Un Dio che conosce tutta la nostra vita, un Dio che davanti a Lui tutto quello che siamo, tutto quello che abbiamo non rappresenta niente. Un Dio che conduce la nostra vita come ben vuole. Noi siamo fragili, noi siamo deboli, siamo peccatori, siamo persone che non meritano la grazia e la bontà di Dio. Ma da un altro aspetto, questo stesso Dio è un Dio misericordioso, è un Dio che ci guarda e vede qualcosa dove magari per noi neanche c'è. Un Dio che è giusto, ma che allo stesso tempo ha rinunciato alla sua giustizia per perdonarci, per darci
un'occasione di servirlo, di adorarlo, di essere quelli che siamo stati creati per essere. Noi facciamo i nostri piani, no? Cosa farò domani? Cosa studierò magari all'università? Quale sarà la mia professione, il mio mestiere? Con cosa voglio lavorare? Guadagnare soldi? Dove voglio vivere? E Davide dice che tutte queste cose sono vanità. Possiamo sì fare i nostri piani, anzi dobbiamo fare i nostri piani, ma dobbiamo soprattutto sapere e riconoscere che i piani di Dio sono quelli che veramente importano. Non sono le cose che riusciamo ad avere, che riusciamo ad acquisire, ma la vera benedizione è fare la volontà di Dio, perché in questo non c'è vanità. Alla fine non sappiamo se saremo qui domani, ma possiamo sapere se saremo nella presenza di Dio o no. Preghiamo. Grazie Signore perché Tu ci hai concesso un'altra giornata, un'altra occasione, un'altra opportunità di lodare il Tuo nome, di imparare la Tua parola, Padre, e di servirti. Ti prego, parla al nostro cuore stasera, trasformaci. Insegnaci, Signore. Noi sappiamo che non siamo meritevoli della Tua grazia, ma Tu sei un Padre amoroso, un Padre misericordioso, un Padre che ci ha amato così tanto da dare il proprio Figlio, Signore. Grazie, in nome di Gesù. Amen. Buonasera Chiesa, siete tutti accomodati, tutti a posto, tranquilli? Invito la Chiesa a cantare con il nostro Signore, adorare il nostro Signore. È un tempo di adorare, è un tempo di cantare a Lui, tempo di consegnare quello che siamo, quello che abbiamo, tutto a Lui, perché Lui merita la nostra lode, Lui merita la nostra adorazione, che possiamo fare con gioia. Questo è il tempo per adorare. Vieni a Lui tuo cuore consegna. Vieni così come stai per adorare. Vieni così come stai davanti al Padre. Ogni lingua confesserà il Signore, le ginocchia si piegherà, ma colui che in Dio crederà il tesoro più grande avrà. Mettiamo vieni. Questo è il tempo per adorare. Vieni a Lui tuo cuore consegna. Vieni così come stai per adorare. Vieni così come stai davanti al Padre. Vieni. Ogni lingua confesserà il Signore, le ginocchia si piegherà, ma colui che in Dio crederà il tesoro
a Lui, ogni lingua confesserà il Signore, le ginocchia si piegherà, ma colui che in Dio crederà il tesoro più grande avrà. Tempo per adorare il nostro Signore, perché è tutto per Lui, tutto che siamo, tutto che abbiamo, tutte le cose che abbiamo nelle nostre vite, tutte le cose che siamo, o tutti i punti in cui possiamo arrivare magari in futuro, è tutto derivato della grazia di Lui, tutto perché Lui un giorno ha donato la vita del suo Figlio, Lui un giorno si è sacrificato per noi, per tutti noi, per questo momento, per la nostra vita, per una nuova possibilità per noi. Quindi che possiamo capire che la nostra vita è un qualcosa per Lui, è una vita che dobbiamo dedicare a Lui, perché per Lui sono tutte le cose. Quindi che possiamo iniziare a pensare a una vita di più sacrificio a Lui, una vita di più dedicazione a Lui, non una vita magari di sabato e domenica, come di sabato e domenica, una vita in cui siamo cristiani solo ai sabati, dalle 6:30 fino alle 8:30, 9 e domenica di mattina. C'è stato il campeggio 2 settimane fa, se non mi sbaglio, purtroppo non ho potuto stare lì, ma sono sicuro che è stato un momento meraviglioso, un momento che avete visto sicuramente la faccia di Dio, avete sentito lo Spirito Santo di Dio, ma questo non può essere solo un momento, non può essere solo un campeggio. Questo sta disponibile per tutti i giorni, per tutti i momenti, per tutti i culti. Dipende da noi, dipende da quanto stiamo disponibili per Gesù Cristo, per la sua opera, per Lui fare tutto quello che devi fare nelle nostre vite. Da Lui, grazie a Lui, e per Lui sono tutte le cose, perché da Lui, grazie a Lui, e per Lui sono tutte le cose. Cantiamo a Lui col nostro cuore. Perché da Lui, grazie a Lui, e per Lui sono tutte le cose. Perché da Lui, grazie a Lui, e per Lui sono tutte le cose. La gloria, a Lui la gloria, a Lui la gloria, per sempre. Amen. E da Lui, grazie a Lui, e per Lui sono tutte le cose. Perché da Lui, grazie a Lui, e per Lui sono tutte le cose. Perché da Lui, grazie a Lui, e per Lui sono tutte le cose. Perché da Lui, grazie a Lui, e per Lui sono tutte le cose.
sempre. Amen. Cantiamo a Lui la gloria. A Lui la gloria, a Lui la gloria, a Lui la gloria, per sempre. Amen. Che profonde ricchezze il conoscere, il sapere di Dio, incommensurabile sui giudizi, le sue vie. Cantiamo che profonde. Che profonde ricchezze il conoscere, il sapere di Dio, incommensurabile sui giudizi, le sue vie. Cantiamo che profondo. Che profonde ricchezze il conoscere, il sapere di Dio. Cantiamo a Lui. Incommensurabile suoi giudizi, le sue vie. A Lui la gloria, a Lui la gloria, a Lui la gloria. Possiamo cantare a Lui. A Lui la sempre. Amen. Facciamo ancora una volta. A Lui la gloria. Amen. A Lui la gloria, a Lui tutto che siamo, tutto che abbiamo, è tutto per Lui. Possiamo capire queste cose, che da lì poi possiamo a vivere quello che Gesù ci ha lasciato, a vivere ogni momento della vita basato sulla fede in Lui, basato sulla grazia di Lui, sapendo che quello che ci guida, che quello che ci sostiene è un Dio che ci può salvarci a qualsiasi momento, un Dio che è lì a qualsiasi momento, un Dio che quando stiamo lì a affondare, quando pensiamo che magari è tutto perso o pensiamo che siamo in un momento della vita in cui non abbiamo soluzione, non abbiamo un spazio per respirare, ma quello Dio che abbiamo cantato, che consegniamo la vita a Lui, che lasciamo a Lui tutto che siamo, che lasciamo a Lui tutto che abbiamo, è un Dio che ci salva, è un Dio che è lì in ogni momento della nostra vita, dai momenti di difficoltà fino ai momenti di felicità.
Se il sole tramonta, viene la notte, tu sei la mia guida. Se la tempesta devo affrontare, tu sei il mio rifugio. Se nel mare io affondo, la tua mano su mi riporta per respirare, fai camminare sopra le acque. Tu sei il Dio della mia salvezza, sei la mia rocca, la mia fortezza, il mio Signore, il mio Salvatore. Il sole tramonta. Se il sole tramonta, viene la notte, tu sei la mia guida. Se la tempesta devo affrontare, tu sei il mio rifugio. Cantiamo se nel mare, io affondo, la tua mano su mi riporta per respirare, mi fai camminare sopra le acque. Tu sei il Dio della mia salvezza, sei la mia rocca, la mia fortezza, il mio Signore. Se nel mare io affondo, la tua mano su mi riporta per respirare. Tu sei il Dio della mia salvezza.
Grazie Dio perché sei il Dio della nostra salvezza, Signore. Signore, perché sei il Dio che è con noi, Padre, un Dio che ci salva, un Dio che ci guarisce, Signore, un Dio che è con noi a ogni momento, Padre, che possiamo lodarti, Padre, come un Padre, adorarti come un Padre, Signore, perché sappiamo, Padre, che sei buono, Padre, sappiamo che sei meraviglioso, Padre, anche se affrontiamo difficoltà, anche se siamo in momenti bui, sappiamo che sei potente, sappiamo che sei lì con noi, che sarà con noi finché supereremo tutte queste cose, non noi ma te davanti a noi. Grazie Signore. Sei un buon padre per me, mi hai adottato, mi hai dato il tuo nome, Abba, Padre, amo che mi chiami figlio, tu sei un buon padre per me, mi hai adottato.
ringraziamo, Signore, perché ci guarda come figlio, Signore, perché Signore, ci ha trasformati in figli, Padre tuo. Ti ringraziamo, Padre, perché sappiamo che abbiamo un Padre, un Dio meraviglioso, un Dio potente. Ti chiediamo, Padre, da manifestare il tuo Spirito Santo attraverso di noi, Signore, che possiamo capire più della tua opera, Signore, più del tuo Vangelo, Padre, più della tua parola, Signore, in questo momento di culto. Che possiamo, Padre, uscire da qua, Padre, dopo di aver finito il culto, con più conoscenza del tuo Vangelo, con più conoscenza della tua parola, Signore, con più conoscenza del tuo Spirito Santo, che il Signore possa trasformare, Padre, ogni cuore che è qui presente, Signore, che possiamo, Padre, sentire più la tua voce, Signore, che possiamo capire più della tua parola, Signore, che possiamo vivere un Vangelo con più profondità, Signore, ogni giorno, Padre. Grazie per l'opportunità, grazie perché siamo qui, abbiamo un culto, Signore, abbiamo un momento per dedicare a te, Signore, abbiamo l'opportunità di cantare a te, di studiare la tua parola, Signore. Ti ringraziamo, ti chiediamo da continuare con noi in questo culto, a manifestare il tuo Spirito Santo, a insegnarci, Padre, più di te, Signore. Nel nome di Gesù, amen. Potete sedervi. Buonasera ancora. Grazie. Buonasera ancora. Grazie. Ritorneremo alla lettera di Galati e arriviamo al fine del capitolo 4 della lettera di Galati. E mancheranno ancora pochi incontri e finiremo questa lettera di Paolo. Poi vi anticipo che appena finito la lettera di Galati inizieremo a trattare di alcuni argomenti specifici, quindi cambieremo un po' le sequenze delle prediche, non più, almeno per un po' di tempo, non più un intero libro della Bibbia, però faremo alcuni argomenti. Andiamo a leggere il testo che vedremo stasera, Galati capitolo 4, dal 21 al 31. Galati 4, dal 21 al 31. E dice così: ditemi, voi che volete essere sotto la legge, non prestate ascolto alla legge? Infatti sta scritto che Abramo ebbe 2 figli, uno dalla schiava e uno dalla donna libera. Ma quello della schiava nacque secondo la carne, mentre quello della libera nacque in virtù della promessa. Queste cose hanno un senso allegorico, poiché queste donne sono 2 patti. Uno del monte Sinai genera per schiavitù ed è Agar. Infatti Agar è il monte Sinai in Arabia e corrisponde a Gerusalemme del tempo presente, che è schiava con i suoi figli. Ma la Gerusalemme di lassù è libera ed è nostra madre. Infatti sta scritto: rallegrati sterile, che non partorivi. Prorompi in grida, tu che non avevi provato le doglie del parto, poiché i figli dell'abbandonata saranno più numerosi di quelli di colei che aveva marito. Ora, fratelli, come Isacco, voi siete figli della promessa. E come allora colui che era nato secondo la carne perseguitava quello che è nato secondo lo spirito, così succede anche ora. Ma che dice la scrittura? Caccia via la schiava e il suo figlio, perché il figlio della schiava non sarà erede con il figlio della donna libera. Perciò, fratelli, noi non siamo figli della schiava, ma della donna libera. Preghiamo. Signore, ti chiedo che il tuo Santo Spirito possa illuminarci, darci la capacità di comprendere la tua parola, i tuoi insegnamenti, Signore. In nome di Gesù Cristo. Amen. Bene, riprendendo l'argomento dei Galati,
E possiamo dire, Paolo forse è anche un po', forse no, assolutamente, è un po', come si dice, insistente nell'argomento. Per tutta la lettera lui parla praticamente di un unico argomento. Questo ci insegna il quanto importante è questo argomento. E non solo, che ci sono diversi aspetti diversi che riguardano la nostra libertà in Cristo Gesù. Il testo precedente abbiamo visto un Paolo frustrato, non so se vi ricordate perché ormai è passato un paio di settimane, forse più di un mese, ma Paolo era frustrato. Il legalismo che era stato introdotto nelle chiese della Galazia stava portando quei fratelli in una strada sbagliata. E Paolo si è arrabbiato perché aveva insegnato correttamente quei fratelli e nella prima occasione, appena arrivato qualcuno o un paio di persone che hanno iniziato a portare un insegnamento diverso, forse un insegnamento anche un po', come si dice, un po' più dolce, capite? Quello che intendo dire? Non leggero, un argomento un insegnamento che è più interessante agli orecchi, che piacevoli, grazie. Un insegnamento più piacevole, più interessante, più facile magari. E Paolo arriva a un certo punto che dice a quei fratelli lì: mi sono affaticato invano, ho perso, in altre parole ha detto, ho perso tempo con voi. Tutto quello che ho fatto non è servito a nulla. Avete imparato, ma poi hanno dato le spalle. Cosa è successo con voi? Abbiamo visto anche un altro aspetto da Paolo, un Paolo più pastorale, possiamo dire. Non so se esiste questa parola, però un Paolo che agiva come pastore, anche se non era esattamente un pastore di quelle chiese. Paolo agiva come un pastore per le chiese in cui lui è passato o quelle chiese che lui aveva iniziato. Alcuni di questi aspetti pastorali che Paolo ha rimproverato quei fratelli, ha esortato quei fratelli, ma soprattutto Paolo ha amato quei fratelli e soffriva per loro. Soffriva per il fatto che loro hanno preso una strada sbagliata, soffriva per il fatto che nonostante la sua fatica, i suoi impegni in insegnarli, loro hanno deciso di prendere la strada più facile. Un pastore che desiderava vedere le sue pecore trasformate. Possiamo dire che il tema centrale della lettera ai Galati è che in Cristo Gesù noi siamo liberi. Ma liberi di cosa? Ho finito il brano precedente dicendo che noi siamo liberi, sì, ma non liberi di fare ciò che vogliamo, ma liberi di dire di no alle nostre tentazioni, liberi di dire di no al peccato. E queste cose sono possibili soltanto attraverso il sangue di Gesù. Prima eravamo schiavi del peccato. Cosa vuol dire? Tutto quello che è peccaminoso a noi sembrava essere piacevole, sembrava essere interessante. Alcune cose o alcune volte riuscivamo anche a trovare gioia in certe cose. Ed è vero, il peccato è piacevole. Però questo piacere dura molto poco. Dopo questo piacere viene il dolore, viene il risultato del peccato, viene quel buco di cui abbiamo parlato
nel campeggio. Quel buco che nessun altro e nient'altro può riempire. Una volta in Cristo Gesù, noi diventiamo liberi di questa schiavitù. Una volta in Cristo Gesù, noi possiamo decidere di non fare queste cose. Non perché qualcuno ci impone delle regole, ma perché vogliamo obbedire. Vogliamo fare le cose che gradiscono a Dio. Di nuovo, non per obbligo, ma per amore a Lui. Per riconoscimento? Sì? Di quello che Lui ha fatto per noi. E Paolo continua e arriviamo proprio al testo di stasera. Versetto 21. Ditemi, voi che volete essere sotto la legge, ricordando che loro stavano ritornando agli insegnamenti giudaizzanti, al fatto che dovevano compiere certi riti della legge. Perché questo era più piacevole? Perché il fatto che, anche se non prendiamo esattamente l'esempio giudaico, diverse religioni o diverse, anche all'interno del, tra virgolette, da quello che si dicono cristiani, spesso troviamo coloro che difendono l'idea della salvezza attraverso le opere. Perché è piacevole questo? Perché è molto più interessante sapere che se io faccio qualcosa, merito anche qualcos'altro. Perché così riesco a misurare quello che riceverò e quello che decido di donare. La salvezza diventa nelle mie mani, diventa una scelta mia. Cosa voglio offrire per ricevere qualcos'altro indietro? Non è questo il Vangelo di Cristo Gesù. E Paolo dice a loro, ditemi, voi che volete essere sotto la legge, non prestate ascolto alla legge? Paolo è anche un po' ironico con loro. Non volete essere sotto la legge? Allora fate attenzione a quello che la legge dice. Non potete scegliere di obbedire mezza legge o solo quello che volete. Se decidete di prendere questa strada, dovete prendere fino in fondo. Chi però è capace di sopportare il peso della legge? Volete vivere attraverso la legge di Mosè? Allora siete costretti a obbedirla. Siete sicuri di voler questo? Era più o meno l'idea di Paolo. E poi lui inizia a illustrare la nostra situazione attuale con quella precedente. Versetti 22 e 23. Infatti sta scritto che Abramo ebbe 2 figli, uno dalla schiava e uno dalla donna libera. Ma quello della schiava nacque secondo la carne, mentre quello della libera nacque in virtù della promessa. Ci fermiamo un attimo qui, perché se Paolo usa la storia di Abramo e Sara per illustrare, dobbiamo capire bene di cosa lui sta parlando, affinché riusciamo anche a capire la sua illustrazione. Andiamo a Genesi capitolo 13, versetti 14 a 17. Genesi 13, dal 14 al 17. E dice, il Signore disse a Abramo, dopo che Lot si fu separato da lui, alza ora gli occhi e guarda, dal luogo dove sei, a settentrione, a meridione, a oriente, a occidente. Tutto il paese che vedi lo darò a te e alla tua discendenza. Loro non avevano figli. Alla tua discendenza per sempre. E renderò la tua discendenza come le polvere della terra, in modo che se qualcuno può contare le polvere della terra, potrà contare anche i tuoi discendenti. Alzati, percorri il paese quanto è lungo e quanto largo è, perché io lo darò a te. Dio ha promesso ad Abramo di benedire a lui e alla sua discendenza, e che questa discendenza sarebbe così grande come le polvere della terra.
impossibile da contare. È trascorso un po' di tempo da questa promessa di Dio fatto ad Abramo e arriviamo al capitolo 15. Ma Junior, sono solo 2 capitoli. Sì, ma sono passato un bel po' di tempo tra un capitolo e l'altro. Dopo questi fatti, la parola del Signore fu rivolta in visione ad Abramo dicendo: non temere Abramo, io sono tuo scudo, la tua ricompensa sarà grandissima. Abramo disse: Signore, Dio, che mi darai? Poiché io me ne vedo senza figli e l'erede della mia casa è Eliezer di Damasco. Eliezer, un suo servo. E Abramo soggiunse: tu non mi hai dato discendenza. Ecco, un schiavo nato in casa mia sarà mio erede. Cioè, tu mi hai promesso un erede, mi ha fatto una promessa di benedizione, ma finora non mi ha dato niente. Allora la parola del Signore gli fu rivolta dicendo: questi non sarà tuo erede, Eliezer il suo servo, ma colui che nascerà da te sarà tuo erede. Poi lo condusse fuori e gli disse: guarda il cielo e conta le stelle, se le puoi contare. E soggiunse: tale sarà la sua discendenza. Il Signore ha rinnovato questa promessa a Mosè e ha detto che non sarebbe un figlio scelto a caso, ma un figlio suo, il suo erede. Di nuovo trascorso un po' di tempo, nulla è successo e a un certo punto Abramo e Sara hanno deciso di dare una mano a Dio. Non so se hanno pensato che lui era forse troppo occupato o che stava trovando alcune difficoltà per compiere la sua promessa. Il fatto è che loro hanno deciso di fare qualcosa per essere meritevoli di quella promessa fatta da Dio. Lui ci ha promesso, allora agiamo, decidiamo noi come procedere. Questo non è nient'altro che opere. E arriviamo al capitolo 16, da 1 a 4. Or Sarai, moglie di Abramo, non le aveva dato figli. Aveva una serva egiziana di nome Agar. Sarai disse ad Abramo: ecco, il Signore mi ha fatto sterile. Ti prego, va dalla mia serva, forse avrò figli da lei. E Abramo diede ascolto alla voce di Sarai. Così, dopo 10 anni di residenza di Abramo nel paese di Canaan, Sarai, moglie di Abramo, prese la sua serva Agar, l'egiziana, e la diede per moglie ad Abramo, suo marito. Egli andò da Agar, che rimase incinta, e quando si accorse di essere incinta, guardò la sua padrona con disprezzo. E da Agar, la sua schiava, è nato Ismaele, il figlio primogenito di Abramo. Trascorso un altro po' di tempo, capitolo 18, versetti 9 in poi. Poi essi gli dissero: dov'è Sara, tua moglie? Ed egli rispose: è nella tenda. E l'altro: tornerò certamente da te fra 1 anno. Allora Sara, tua moglie, avrà un figlio. Sara intanto stava ad ascoltare all'ingresso della tenda che era dietro di lui. Abramo e Sara erano vecchi, ben avanti negli anni, e Sara non aveva più i corsi ordinari delle donne. Sara rise dentro di sé dicendo: vecchia come sono, dovrei avere tali piaceri? Anche il mio Signore è vecchio. Trascorso un altro po' di tempo, questo 1 anno come previsto, capitolo 21, il Signore visitò Sara come aveva detto, e il Signore fece a Sara come aveva annunciato. Sara concepì e partorì un figlio ad Abramo, quando egli era vecchio, al tempo che Dio gli aveva fissato. Abramo chiamò Isacco il suo figlio che era nato, che Sara gli aveva partorito. E così è nato Isacco, il figlio della donna libera. E da questa storia Paolo inizia a illustrare ai Galati cosa vuol dire essere il figlio della schiava o il figlio della donna libera.
il popolo ebreo conosceva molto bene la storia di Abramo, la storia di Ismaele, la storia di Isacco. Aveva un senso per loro che Paolo utilizzasse questa storia per fare questa illustrazione. E di nuovo Paolo lascia molto chiaro che è un'illustrazione, non vuol dire che tutto quello che è successo nella vita di Abramo aveva questo scopo, questo significato. Non è questo. Paolo usa soltanto come illustrazione. Galati 4, 22 a 26. Infatti sta scritto che Abramo ebbe 2 figli, uno della schiava, che era Ismaele, e uno della donna libera, Isacco. Ma quello della schiava nacque secondo la carne. Cosa vuol dire? Secondo i propri desideri, secondo i propri sforzi. Il figlio che loro non hanno voluto aspettare o non hanno creduto che sarebbe possibile venire, e hanno cercato di dare una mano a Dio, così per dire, hanno cercato di dare un piccolo aiuto, di fare al modo loro, di realizzare questa opera affinché fossero meritevoli di quella benedizione promessa da Dio. Questo era Isacco. Mentre quello della donna libera nacque in virtù della promessa, non della carne, non delle opere, non dei loro sforzi, ma da una promessa fatta da Dio. Queste cose hanno un senso allegorico, cioè ciò che vedremo da qui in poi è, di nuovo, importante, è solo un'illustrazione fatta da Paolo. Poiché queste donne sono 2 patti, o simboleggiano 2 patti, il patto delle opere e il patto della grazia. Uno del Monte Sinai genera per la schiavitù ed è Agar, che simboleggia giustamente il patto delle opere. Infatti Agar è il Monte Sinai in Arabia e corrisponde alla Gerusalemme del tempo presente, che è schiava con i suoi figli. Gerusalemme o Israele aveva rifiutato Gesù come il Cristo, come il figlio di Dio, lo avevano ucciso e per questo, invece di ricevere questa libertà in Cristo Gesù, loro rimanevano schiavi della legge. Ma la Gerusalemme di lassù è libera ed è nostra madre. Agar rappresenta questa attuale Gerusalemme, mentre Sara rappresenta la Gerusalemme celeste, dove noi come cristiani un giorno andremo a vivere. Rappresenta la Chiesa di Cristo Gesù. Versetto 27, infatti sta scritto: rallegrati sterile, che non partorivi, prorompi in grida tu che non avevi provato le dole del parto, poiché i figli dell'abbandonata saranno più numerosi di quelli di colei che aveva marito. Paolo usa una citazione del profeta Isaia, capitolo 54, anche questo un testo molto conosciuto da loro, per dire che i figli della promessa anche loro sarebbero un giorno numerosi. E poi, rivolgendosi alla Chiesa, di nuovo a quei fratelli della Galazia, versetto 28, Paolo continua: ora, fratelli, come Isacco, il figlio della libera, voi siete figli della promessa. E come allora colui che era nato secondo la carne perseguitava quello che era nato secondo lo Spirito, così succede anche ora. In Genesi vediamo che Ismaele, ancora da ragazzino, prendeva in giro Isacco. Ismaele era il primogenito, era più vecchio da qualche anno, e prendeva in giro il figlio di Abramo e Sara, tra virgolette lo perseguitava. E Paolo dice che così come capitava in quei giorni, anche oggi, o al suo tempo, quella era una realtà. I figli della schiavitù, coloro che erano ancora collegati alla schiavitù della legge, cercavano in un certo modo di prendere i giri i figli della libera. O noi, come cristiani, che siamo liberi dalla legge, liberi da questo manuale di istruzione, sempre c'è qualcuno che vuole perseguitarci. Perseguitarci, qui Paolo non sta dicendo nel senso di mettere in carcere e nient'altro, ma di cercare di portare insegnamenti
erroni, si dice? Errati? Insegnamenti errati all'interno della Chiesa. È un avvertimento di Paolo alla Chiesa della Galazia. Non permettete a loro di far questo. Ma che dice la Scrittura? Caccia via la schiava e suo figlio, perché il figlio della schiava non sarà erede con il figlio della donna libera. Genesi 21:10. Perciò, fratelli, noi non siamo figli della schiava, ma della donna libera. Noi non apparteniamo al patto delle opere, ma al patto della grazia, che viene unica e esclusivamente attraverso Cristo Gesù. Non c'entra più con quello che facciamo, con quello che siamo in grado di compiere, di obbedire e di fare. Non c'entra con le nostre capacità o con i nostri sforzi. C'entra esclusivamente con Cristo Gesù consegnato sulla croce per perdonarci, per purificarci e per renderci liberi. Questo è il patto della grazia, non per merito, ma esclusivamente per grazia. La grazia di Dio ci ha raggiunto. Se cerchiamo di fare qualcosa per meritare questa grazia, se cerchiamo di imporre delle regole da compiere, obiettivi da eseguire, da compiere come un atto di meritare qualcosa da Dio, se cerchiamo, come Abramo e Sara hanno fatto, di dare una mano a Dio nel compimento di questa opera, il risultato sarà Ismaele. Il risultato sarà essere condannato alla legge. E una volta che sono costretto a seguire la legge, allora non c'è salvezza, perché noi non siamo in grado, e abbiamo già visto questo in passato, noi non siamo in grado di obbedire alla legge. Non siamo in grado di essere cristiani perfetti. Non siamo in grado di essere i figli perfetti di Dio. Dobbiamo cercare di esserlo. Dobbiamo fare il nostro meglio, ma non per meritare, ma perché questa grazia ci ha già raggiunto, perché abbiamo già ricevuto. E questa è giustamente la buona notizia. La nostra salvezza non dipende da noi. Noi come buoni battiste, non crediamo che sia possibile a un cristiano perdere la salvezza. E questa è una delle ragioni del perché crediamo in questo. La nostra salvezza non dipende da noi. Se dipendesse dalla nostra capacità di mantenersi fedeli a Cristo Gesù, nessuno di noi sarebbe salvato. Grazie a Dio, non dipende da noi. Grazie a Dio non è attraverso il nostro sforzo, la nostra capacità di aggrapparsi a questa salvezza, ma il sangue di Cristo Gesù. Filippesi 2,13 dice: è Dio che produce in noi il volere e l'agire, secondo il disegno benevolo di Dio. È Lui che esegue in noi questo volere e questo agire. Paolo dice che non dice solo che noi dobbiamo vivere sotto questa grazia, sotto il patto della grazia, ma che abbiamo anche l'obbligo di cacciare, non letteralmente, ma a volte anche sì, coloro che vogliono imporre la necessità di realizzare opere per raggiungere la salvezza. Queste persone che arrivano da noi per portare questi insegnamenti, che dobbiamo fare qualcosa, che dobbiamo sforzarsi in qualche modo per essere meritevoli, che c'è qualcosa che possiamo fare noi per ricevere qualcosa da Dio. Non possiamo permettere che queste persone entrino nelle nostre chiese. È questo che Paolo sta dicendo.
E è da questo che viene, anche da questo che viene l'importanza di conoscere la parola di Dio, per non permettere che queste cose capitino tra di noi, per avere l'autorità di, se un giorno questo venga a capitare, di poter arrivare a queste persone e dire basta, non qui, non in questo modo, perché la parola di Dio ci insegna questo. È dalla parola di Dio che viene questa autorità. Noi non siamo figli della schiava, noi siamo figli della donna libera. Di nuovo, cosa vuol dire essere liberi? Non liberi di fare ciò che vogliamo, ma liberi di dire di no, liberi di rinunciare a tutto quello che il mondo ci impone o che il mondo ci offre. Ma questo è molto diverso di essere un peso. Io quando avevo la vostra età, qualche anno fa, non ho capito perché hai riso. Un paio di anni fa, io mi ricordo che alla scuola i ragazzi dicevano, ma io non voglio essere cristiano, non posso fare nulla. Niente è permesso di fare. Tutto quello che è divertente è proibito. Ma il ragionamento non è questo. Innanzitutto non è che tutto sia proibito, non è una verità. Anzi, quasi niente è proibito. La vera domanda è il perché io voglio fare queste cose. Perché voglio cercare la mia felicità nelle feste, nell'alcol, nelle droghe? Esempi pesanti, no? Ci sono anche esempi più leggeri, ma perché vogliamo cercare la nostra felicità in queste cose? È questa la vera domanda. Noi non abbandoniamo queste cose, non abbandoniamo i vizi perché qualcuno ci costringe, perché la Bibbia dice sei proibito di farlo. Noi lo facciamo perché queste cose perdono il senso per noi. Quando mi avvicino a Cristo Gesù, quando comprendo quello che Lui ha offerto per me, quello che Lui ha dovuto sopportare a posto mio, il prezzo che ha pagato, tutte queste cose sono vanità. Come abbiamo letto nel Salmo di Davide, tutte queste cose alla fine non importano di niente, passeranno. E se sto cercando di riempire un vuoto, questo vuoto ritornerà. E forse quando ritornerà sarà ancora peggio. Quando la grazia di Dio mi raggiunge, quello che mi importa veramente è il mio futuro insieme a Cristo Gesù. Poter sfruttare della gloria di Dio. È per questo che siamo stati creati. Il peccato ha corrotto tutto questo, ha corrotto il mondo in cui viviamo, ma abbiamo la promessa che tutto sarà rifatto, tornerà a essere perfetto e lì potremo avere una vita sfruttando della perfezione di Dio. Preghiamo. Grazie Signore, grazie perché la tua grazia ci ha raggiunto, Signore. Grazie perché in te e solo in te possiamo conoscere e sfruttare della vera libertà, della vera felicità, della gioia, Signore. Quella gioia capace di riempire il nostro cuore, riempire quel vuoto
così possiamo sentirsi di nuovo completi, Padre. Che tu possa regnare nelle nostre vite, possa eseguire i tuoi disegni. Realizza la tua opera, Padre, in noi, perché un giorno possiamo vivere sfruttando della tua gloria, Padre. Nel nome di tuo Figlio Gesù. Amen. Grazie ragazzi. Alziamoci in piedi. Possiamo cantare questo Dio che ci ha lasciato la sua grazia. Mio orgoglio mi strappò dal giardino, mio talento di nuovo a te. Se vendessi ciò che possiedo, cambio dell'amor che fallire. Mettiamo perché l'amore non si compra né lo si merita. L'amore è un regalo, per grazia si riceve. Voglio conoscerti, Gesù. Voglio conoscerti, Gesù, e dimorare in te. Voglio conoscerti, Gesù. Voglio conoscerti, Gesù. Il mio orgoglio mi strappò dal giardino. La tua umiltà mi riportò di nuovo a te. Se vendessi ciò che possiedo, in cambio dell'amore a fallire. Sentiamo perché l'amore non si compra né lo si merita. L'amore è un regalo, per grazia si riceve. Cantiamo, voglio conoscerti, Gesù. Voglio conoscerti, Gesù, e dimorare in te. Voglio conoscerti, Gesù.
Grazie Signore.
Grazie per la sua fedeltà, Signore, grazie per la tua grazia, Padre. Grazie perché per aver offerto il suo figlio, Signore, per noi, per offrire questa salvezza, Signore, per riempirci, Padre, del tuo amore, Signore, anche quando non meritiamo, Padre. Grazie perché abbiamo questa salvezza davanti a noi e possiamo scegliere, Padre, di abbracciarla, Signore, fidandoci nel tuo amore, Signore. Ti ringraziamo, Padre, per tutto questo, perché sei fedele, Signore, perché sei il più bello di tutti, Signore, e perché sei meraviglioso, Padre. Ti ringraziamo, Padre, per tutto, Signore. Amen. Avvisi, stasera non faremo i piccoli gruppi. Scusate, ma poi diversi di voi sono qui anche dalle 3:30, no? Quindi 3. Io sono arrivato alle 3. Quindi siete liberi stasera. Scusate se qualcuno si è programmato per venire, appunto. Poi l'unico avviso che ce l'abbiamo è che a ottobre ci sarà il convegno degli uomini a Peschiera del Garda. Dal 23 al 25 ottobre, quindi ragazzi siete tutti invitati. E poi ci Summer Picnic l'11 luglio dalle 10 in poi al Lago di Mis, Belluno, ci sarà il Summer Picnic, quindi l'11 luglio, un sabato. Quindi alle 10. 11 luglio dalle 10 in poi, un sabato, al Lago di Mis, quindi siete tutti invitati. Poi ne approfitto per anticiparvi ancora qualcos'altro. Nell'anno scorso, lo scorso estate, non so se vi ricordate, abbiamo fatto, mi pare che una domenica dopo il culto di Treviso, in realtà siamo usciti anche un po' prima di finire il culto di Treviso, per andare al lago Santa Croce e abbiamo fatto un picnic insieme lì, abbiamo trascorso la giornata, giochi e tutto quanto. È stata una bellissima giornata e vogliamo rifarlo. Non sappiamo ancora quando, forse quando? 5 luglio? Allora ancora una domenica come la volta scorsa, il 5 luglio, ok? Bene? Capito? 5 luglio, domenica, andremo a fare, non so se è proprio un picnic, ma portiamo, se ognuno di noi porta qualcosa da mangiare diventa un picnic. Quindi facciamo anche noi il nostro picnic lì al lago di Santa Croce, lo stesso posto dell'anno scorso, e passiamo lì una giornata insieme. Ok? Bene? Poi più vicino ci organizziamo se serve passaggi a qualcuno. Matteo dice che ha posto in macchina per portarvi.
Ok? C'era qualcos'altro che abbiamo pensato, no? Il 5 luglio, ok. Non lo so, forse possiamo pensare anche di aggiungere qualcosina, fare qualcosa di diverso, magari una grigliata, qualcosa del tipo in questa giornata, ok? Abbiamo ricavato un po' di soldi per il campeggio, siamo riusciti a fare tutto quanto e è ancora avanzato qualcosina, perciò ragioniamoci un po' sopra e forse riusciamo anche a offrirvi questa grigliata o almeno a un costo piccolo per voi. Bene? Qualcos'altro? No? Allora ragazzi, preghiamo per finire il nostro culto. Grazie Padre, grazie per tutte le tue benedizioni, grazie per la tua misericordia, il tuo amore, Signore. Grazie perché tu prendi cura di noi ogni giorno, Signore. Grazie perché, come stiamo vedendo nella lettera di Paolo ai Galati, non c'è assolutamente nulla che possiamo fare per avvicinarsi a te, Signore. Ma tu, nella tua misericordia, nella tua bontà, nella tua grazia, hai deciso di avvicinarsi a noi. E attraverso questo che possiamo trovare di nuovo questa comunione a te, trovare il significato della vera gioia. Grazie di tutto. Benedici questi ragazzi, benedici la tua Chiesa, Signore, oggi e sempre. Amen. Grazie ragazzi, buona serata, ci vediamo. Sono forte se spero nel Signore, se spero nel Signore, se confido nel Signore. Sono forte se spero nel Signore, se spero nel Signore, se confido nel Signore. Oh Dio, tu sei la forza, tu se spero nel Signore, se confido nel Signore. Sono forte se spero nel Signore, se spero nel Signore, se confido. Oh Dio, tu sei la forza, tu sei la mia speranza. Eterno Dio, eterno. Fedele sei, Signore, non cambi mai, tu sei da sempre, se cado